Buonasera a tutti, siamo qui dal Palla Ferrarin di Breganze per questa gara di ritorno del quarto di finale di Coppa CERS. Si incontrano le formazioni del Faesanella Naro Breganze, formazione di casa, e la formazione svizzera del Ginevra. Le squadre sono schierate al centro del campo assieme ai bambini del Mine Hockey del Breganze, un piacevole corollario che spesso vediamo qui in questo palazzetto. Partita di ritorno, dicevamo, dopo la sfida giocata in quel di Ginevra, che ha visto vincere il Breganze per 8-2, quindi partita che dovrebbe teoricamente, fermo restando le ovvie difficoltà di qualsiasi partita sul campo europeo, deve essere una partita che dovrebbe vedere il Breganze abbastanza tranquillo del passaggio del turno, ma sicuramente tutta da giocare e che potrebbe anche riservare qualche sorpresa che, appunto, come detto, in ambito europeo sono sempre imprevedibili. Il Breganze arriva a questa partita, colloca questa partita in una lunga serie di risultati positivi. La sconfitta è ancora manca ancora da un po' dalla partita contro Follonica. Vediamo un curioso siparietto di un bambino breganzese con i due arbitri della federazione portoghese. Dicevamo Breganze che colloca questa partita in una lunga serie di partite con risultati positivi. Le ultime due giocate rispettivamente martedì sera in casa contro Follonica in campionato, e la penultima, ormai straconosciuta, giocata sabato sera contro la prima della classe Forte dei Marmi qui in casa, e pareggiata appunto per 3-3 con recriminazioni rossonere per un gol non dato su una punizione di prima di Cocco a 2 minuti e 48 secondi dalla fine. Breganze, che è una delle 3 squadre ancora in gara in ambito europeo in Coppa CERS, assieme al Valdagno in Coppa Campioni di fatto. 3 squadre che potrebbero tutte e 3 ambire alla qualificazione in Final Four, ovvero alla fase finale a 4 che si svolgerà appunto normalmente nel mese di aprile. Breganze che appunto ha battuto il Ginevra per 8-2 all'andata e ora gioca in casa questo ritorno. Altra squadra italiana, il Forte dei Marmi, che ha perso in quel di Turkel in Portogallo per 5-3 e questa sera cercherà di ribaltare il risultato, appunto dovendo vincere con più di 2 gol di scarto in casa appunto a Forte dei Marmi. Mentre l'altra terza squadra è il Bassano, che gioca questa sera la partita di andata contro il Noia, squadra spagnola, in casa. Sono di fatto già predefiniti quelli che sono gli eventuali accoppiamenti successivi, nel senso che la vincente colei che passerà il turno fra Breganze e Ginevra incontrerà colei che passerà il turno fra le 2 spagnole, Vic e Igualada, che hanno pareggiato per 2-2 all'andata, mentre appunto la squadra che passerà il turno fra il Forte dei Marmi e il Turkel incontrerà quella appunto che passerà il turno fra il Bassano e il Noia. Quindi possibilità di uno scontro diretto fra italiane, qualora passassero entrambe nella parte alta del tabellone, con possibilità di vedere magari Bassano e Forte dei Marmi scontrarsi in Final Four, mentre se il Breganze dovesse passare questa sera sicuramente incontrerà una squadra esponente della scuola spagnola. Sarà da vedere chi fra il quotato Vic e chi fra appunto l'altra formazione spagnola dell'Igualada. Ripetiamo, 2-2 all'andata. La partita intanto è iniziata da circa 1 minuto, i rossoneri manovrano, consueta maglia rossonera per i ragazzi di mister Marozin, maglia invece giallo-rossa per la formazione di Ginevra. 2 tiri del Breganze sinora, 2 parate del portiere elvetico, che in realtà risulta essere di nazionalità, se non ricordiamo male, portoghese. Si consegnano in questo momento le formazioni che adesso appunto provvederemo a dare. Il Breganze schiera in porta Juan Eduardo Oviedo, poi Claudio Cacau, Gaston De Oro, Mattia Cocco e il capitano Sergio Silva, che sono anche lo starting five. Attenzione, pericolo,
recupera un giocatore breganzese, c'è uno scontro con Oviedo, l'arbitro ferma il gioco. Richiama Oviedo, non riusciamo a capire le motivazioni. Sembra che i giocatori non sia successo niente, l'arbitro li richiama entrambi. Comunque dicevamo Braganza che schierano stati in fai appunto Oviedo, Cacao, De Oro, Cocco e Sergio Silva, che è appunto anche il capitano. Ci sembra poi eccessivamente dura questa presa di posizione dell'arbitro portoghese. Poi ancora a disposizione Mattia Ghirardello, Filippo Compagno, Stefano Del Santo, Francesco Compagno e il secondo portiere Mauro Bonatto. Gli svizzeri schierano appunto Sebastian Silva, Luis Coegno, dato occasione per il Braganze, Luis Forel, Jérôme Despont, Federico Garcia Mendes, già visto in Italia in quel di Giovinazzo. Grande parata ancora del portiere svizzero. A disposizione per il Ginevra Michel Matter, Robin Simons, Florian Brentini, già visto anche questo in Italia nelle file del Novara, Pedro Alves, che è sicuramente il primo attore di questa squadra. Pedro Alves, vincitore assieme a Sergio Silva nel 2003 del campionato del mondo con il Portogallo, e poi per finire appunto Timot Rioton. Partita finora abbastanza piacevole, abbastanza aperta, pericolo in questo momento, grande occasione per il Ginevra, ci mette una pezza Juan Oviedo, porta sulla pallina Claudio Cacao sul lato sinistro della pista. Se ne stanno per andare i primi 4 minuti di questa gara. Cacao scarica per Gaston De Oro, ancora Cacao sul retroporta. Grandissima parata del portiere svizzero con il casco sul missile di Claudio Cacao, che è penetrato in area dal lato sinistro, dal lato destro della pista, con una certa facilità, non molto contrastato dagli svizzeri in questo caso. Oviedo intercetta la pallina, parte ancora di gran carriera De Oro, gran tiro e finisce alto. L'arbitro logicamente fischia la ripresa a favore del Ginevra. Intanto, per dare un risultato stasera uno delle due partite in programma del massimo campionato di Serie A, il Sarzana ha espugnato per 6-5 il campo del Matera grazie a una punizione di prima finale di Sterpini che ha sbloccato il risultato. Fase un po' confusa della partita, i 2-7 a confronto sul lato destro della pista, De Oro da una parte e Despont dall'altra. Ancora Despont. Pericolo, grande parata di Oviedo su, sembra Coegno. De Oro invita alla calma i suoi compagni, scarica per Stefano Del Santo, dalla pallina a Claudio Cacao. Claudio Cacao si accentra, preferisce decentrare il gioco su Mattia Cocco, ancora De Oro e Cacao sul lato sinistro della pista, vertice alto della pista. Scambio sullo stretto Cacao De Oro, l'azione viene fermata dagli svizzeri. Cacao, pallina molto pericolosa al centro dell'area, recupera ancora Mattia Cocco, gira su Stefano Del Santo che reimposta l'azione, tira da distante, grande parata del portiere svizzero, recupera Claudio Cacao. Claudio Cacao, retroporta, prova un alza-schiaccia, Coegno e Cocco sulla pallina e ci sembra che ci sia un fallo fischiato con una certa generosità. Inutile questo fallo fischiato dall'arbitro portoghese, i giocatori sono andati entrambi sulla pallina, punizione di prima per il Ginevra, ma è un metro un po' strano perché effettivamente c'è stato uno scontro per cercare la pallina, non c'è stato fallo da parte di nessuno dei due. Ci sembra che quest'arbitro sia un attimino troppo severo nei confronti di questa direzione di gara. Ripetiamo, gli arbitri sono due arbitri della federazione portoghese, Pexotto e Guilherme. Quindi è prima occasione sulla stecca di Federico Garcia Mendes. Mendes contro Oviedo.
arbitro un po' protagonista ci sembra. Para Oviedo e Braganza che affronta questo power play, 2 minuti in 3 contro 4. Retro della porta, ha dato l'illusione del gol, il tiro del giocatore svizzero. Coelho, ci sembrava che onestamente fossero passati 5 secondi, gli arbitri non sono stati di questo avviso, riprende ancora il Ginevra con la pallina in attacco. Dicevamo, troppo fiscale forse questi due arbitri per come si sta giocando questa partita. Svizzeri in power play. Ancora Ginevra. Ancora Oviedo. Pallina che si ferma al centro dell'area. Cacau, un po' di difficoltà, ricordiamo Braganza in 3 contro 4, la porta via da solo, forse subisce anche un fallo, lo rilevano gli arbitri. Se ne va intanto il primo minuto di power play. Stefano Del Santo nella propria metà campo, protestano questa volta i giocatori svizzeri, non rileva niente neanche questa volta l'arbitro portoghese, riparte l'azione del Ginevra. Braganze, ancora tentativo degli svizzeri che non riparte De Oro porta via la pallina, si gira su se stesso, numeraccio di De Oro, da applausi questa azione di De Oro che alleggerisce il peso per il Braganze, prova la stessa cosa Cacau, non riesce e Braganze che torna in 4 contro 4, è entrato Mattia Ghirardello. De Oro, Cacau, ancora De Oro, Cacau sul retroporta, Del Santo, si ferma, scambia con Ghirardello, Cacau, grande occasione per il Braganze, scambio Cacau-Ghirardello, para con i gambali il portiere svizzero. Ginevra che manovra, prova il tiro da distante, viene rimpallato, recupera ancora un giocatore svizzero, Coelho. Ancora Ginevra, Coelho, para con il corpo, Juan Oviedo, Stefano Del Santo, Cacau. Rete di Claudio Cacau, 1-0 per il Braganze. 9 minuti e 18 secondi del primo tempo, 1-0 per il Braganze, grande rete di Claudio Cacau. Grande rete di Claudio Cacau, ci aveva già provato alcune volte, il portiere era stato bravo a dire di no, stavolta la pallina si è insaccata all'incrocio dei pali. Ginevra subito che prova a pareggiare la partita, dietro la porta la pallina in questo momento,
ancora Ginevra, para Oviedo, forse più che la parata di Oviedo è stato un errore del giocatore ginevrino, perché aveva effettivamente un penalty in movimento a pochi passi dal portiere italo-argentino. Forse c'era un fallo di Cacao non rilevato in questo momento dall'arbitro, ci sembrava ben più grave. Pallina alta, fischiata, palla para ancora Oviedo su Coegno, recupera Mattia Ghirardello, prova il tiro a sorpresa, interviene il portiere svizzero. Ghirardello, tiro a lato, ancora De Oro, porta fuori la pallina, superiorità numerica, sbaglia però Del Santo in questo momento, era una occasione in chiara superiorità numerica per i rossoneri. Recupera comunque ancora Mattia Ghirardello, scarica su Gaston De Oro che oltrepassa in questo momento la metà campo. Del Santo, Ghirardello, De Oro ancora, fa girare la pallina il Breganze. De Oro cercava il passaggio per Del Santo, ma un giocatore ginevrino è riuscito a intercettare la palla. Mattia Ghirardello rallenta, scarica per Del Santo. Del Santo ancora, Ghirardello, De Oro, tiro, para bene il portiere svizzero Silva. Coegno sulla pallina in questo momento. Ancora Ginevra in possesso della pallina. Ghirardello, Del Santo, ancora Ghirardello, guarda la metà campo, De Oro, Del Santo, Ghirardello, De Oro, De Oro, cerca di alzarsi la pallina per poterla schiacciare davanti al portiere, non gli riesce quest'ultima mossa che consente al portiere svizzero di intervenire. Garcia Mendes, entrato in campo intanto Pedro Alves, autentica icona dell'hockey portoghese, recupera De Oro, rete, grande gioco di stecca di Tonci De Oro, ha tenuto la pallina, ha seduto il portiere e poi l'ha messa sulla stecca di Cacao che non ha potuto far altro che appoggiare la pallina in rete. Esce Tonci De Oro complimentato dai suoi compagni in panchina, rientra Mattia Cocco. 12:40, Breganze 2, Ginevra 0. Para Oviedo sul tiro del numero 83 svizzero, Brentini. Che sul retro della maglia non porta il cognome ma porta le iniziali del proprio nome, Florian, contropiede, rete, Stefano Del Santo, azione in velocità del Breganze, Del Santo, Cocco Del Santo e il giovane breganzese chiude l'azione in porta 3-0 al 13:23. Ancora Cocco recupera, prova a dare la pallina a Cacao, non ci riesce perché interviene il numero 7 Despon. Cacao sul retroporta, Cocco, Cacao scarica su Cocco, Del Santo,
Tiro di Del Santo a lato della porta ginevrina, recupera Pedro Alves. Brentini, Pedro Alves, bel numero di Pedro Alves, gioco di gambe, notevole la capacità di questo giocatore nel grande gioco di stecca, è evidente, infatti soffia letteralmente la palla a Mattia Ghirardello sull'angolo sinistro in fase di attacco del Ginevra, scarica ora su Despont, ancora Pedro Alves. Del Santo, entra intanto Filippo Compagno al posto di Claudio Cacao. Tiro alto di Stefano Del Santo, l'arbitro vede una deviazione. Quindi si riprenderà con una rimessa in gioco per il Breganze. Mattia Cocco sul retroporta. Del Santo scambia per Ghirardello, attaccato da Pedro Alves. Del Santo ancora. Formazione abbastanza inedita in questo momento. Intanto formazione praticamente tutta italiana, a parte Juan Oviedo. Mattia Cocco. Grande tiro, grande parata del portiere svizzero, o meglio portoghese Silva. Dicevamo, formazione inedita, tutta italiana in campo in questo momento a partire il portiere Oviedo. 4 giocatori, di cui 3 provenienti dalle giovanili del Breganze. Erroraccio in questo momento di Stefano Del Santo, che si scusa con Mattia Ghirardello, quale arrivava a rimorchio pronto a tirare in porta, ma c'è stato l'errore del giocatore appunto Del Santo, che non ha consentito al compagno di ricevere la pallina. Filippo Compagno, nelle file breganzesi, in panchina anche il fratello più giovane Francesco Compagno. Filippo Compagno già protagonista di un gol all'andata in Svizzera. Cocco perde la pallina. Pedro Alves viene fermato da Stefano Del Santo. Ghirardello ancora su Stefano Del Santo. Ghirardello, tiro, grande parata con il casco del portiere Silva. Partita finora piacevole, abbastanza aperta, diciamo pure così, nel gioco, ariosa, risultato che premia il Breganze, ma anche alcune ottime occasioni da parte dei giocatori svizzeri, che hanno visto intervenire molto bene Juan Oviedo, a partire dalla punizione di prima che ha decretato l'arbitro portoghese, diciamo prima che fosse troppa severità. Ecco una grande occasione per gli svizzeri, para Oviedo, pallina a 2, dicevamo prima occasione della partita, punizione di prima decretata dopo un blu a Cocco, forse, anzi sicuramente troppo severo, che però appunto ha visto Juan Oviedo parare la punizione di prima di Garcia Mendes. Pedro Alves scarica su Despont. Pedro Alves scarica indietro su Despont, ancora Brentini non intercetta la pallina, interviene Mattia Cocco, subisce fallo, l'arbitro non lo fischia incredibilmente. Rete del Garcia Mendes, 3-1, c'era un fallo evidente, si scusa addirittura Brentini. Comunque vabbè, l'arbitro evidentemente non l'ha visto. Breganze 3, Ginevra 1, 17:05. Cocco, Ghirardello.
Del Santo per Ghirardello, rispondi via, esce Ghirardello dalla sponda destra, Cocco, tiene pallina Cocco, tiro di Ghirardello, va sull'esterno della rete, riparte Despon, pericolo, Garcia Mendes, forse c'era un fallo di Ghirardello, l'arbitro non lo rileva, ancora Garcia Mendes, un po' di confusione col compagno Despon, porta palla Despon ancora, scarica ancora su Garcia Mendes, chiuso, cercano Brentini ma interviene Mattia Cocco, ancora Brentini, Pedro Alves va sul retroporta, scarica per Brentini ma interviene molto bene Filippo Compagno che si porta la pallina in fondo sul lato destro, la riesce a preservare, però ora la perde per Garcia Mendes, cerca il tiro a sorpresa, Garcia Mendes che però non riesce. Pedro Alves, grande parata di Juan Oviedo, rete, Ginevra 2, Braganza 3. Pallina si è alzata, tutti quanti sono rimasti a guardare se per caso aveva toccato o meno il soffitto, è scesa in mezzo all'area, il più lesto di tutto è stato il giocatore svizzero numero 83 Brentini, che appunto ha insaccato con una steccata in controrimbalzo, sorprendendo tutti, anche un po' colpevolmente diciamo i giocatori del Braganza che hanno tergiversato troppo. Tiro di Ghirardello, la pallina finisce alta, l'arbitro la vede ancora giocabile. Del Santo, Ghirardello, Cocco, Ghirardello, scontro al centro dell'area, interviene Pedro Alves, l'arbitro vede un fallo di pattino, ci sembra, time out chiamato in questo momento dal Braganza. (4:33 alla fine del primo tempo), questa gara di ritorno appunto dei quarti di Coppa CERS. Braganza in vantaggio per 3-2 sul Ginevra. Rientra intanto De Oro al posto di Cocco. Ghirardello, tiro di Ghirardello pericoloso, la pallina forse non prende la forza dovuta, para Silva del Ginevra. Garcia Mendes, Pedro Alves, interviene De Oro e recupera la pallina, rallenta il gioco. Invita a ragionare i compagni. Del Santo, Ghirardello, De Oro ancora, scambia per Del Santo ancora, Ghirardello, va sul limite dei 45 il Braganza, Filippo Compagno al centro dell'area, perde la pallina, la recupera Gaston De Oro.
forse c'era un blocco di Dal Santo al limite del regolamento, l'arbitro ritiene di non dover fischiare. Stessa cosa in questo momento da parte di Brentini sullo stesso Dal Santo. Si gioca, fallo fischiato invece a favore di De Oro per intervento un po' troppo rude con la stecca da parte di Pedro Alves. Filippo Compagno per Ghirardello, parata ora di Oviedo su Garcia Mendes, poi butta via Dal Santo sbagliando, recupera la palla Despont, Garcia Mendes, Pedro Alves. Pedro Alves sul retroporta per Brentini. Pedro Alves. Pedro Alves giochicchia con la pallina, scarica per Despont, prova il tiro, la pallina si va a sbattere sui pattini di Filippo Compagni, che però non si avvede dalla possibilità di partire con il contropiede, recupera la formazione ginevrina. Brentini e Garcia Mendes. Interviene ora Oviedo che scarica palla per Filippo Compagno, che subisce fallo da parte di Despont. Terzo fallo, partita con pochissimi falli finora. De Oro, 3 falli appunto di squadra per il Ginevra, nessun fallo di squadra per il Breganze. De Oro, Ghirardello, Filippo Compagno, combinazione fra i due, tiro di Ghirardello, para Silva, riparte Ginevra, Garcia Mendes al centro dell'area, nessuno interviene, non intercetta né Dal Santo né Ghirardello. Despond, contesa della pallina sulla balaustra, l'arbitro vede un fallo con il pattino da parte di Despont, riparte Ghirardello. De Oro, superiorità numerica, errore però, errore. Para Oviedo e si riparte a tutta velocità dall'altra parte. Ghirardello, Compagno, grande occasione per De Oro, la pallina va sul retroporta, Filippo Compagno se la contende con 3 giocatori svizzeri, la perde ora. Riparte Pedro Alves. Despont, Garcia Mendes, Pedro Alves, contrastato da Ghirardello che gliela porta via, va in contropiede e riesce a parare il portiere Silva. È molto bravo Mattia Ghirardello perché si è fatto mezzo campo da solo dopo aver soffiato la pallina a Pedro Alves, lui che proprio un contropiedista non è. Garcia Mendes, retroporta, forse c'era un fallo di De Oro, l'arbitro non fischia. Garcia Mendes, retroporta, Oviedo cerca l'alza schiaccia, recupera Filippo Compagno, forse con troppa leggerezza su De Oro, viene richiamato duramente dalla sua panchina che lo invita a una maggior concentrazione. Garcia Mendes scarica su Pedro Alves. Despont gioca la pallina fino all'ultimo, andrà l'ultimo tiro Ginevra. Tiro, para Oviedo, recupera Ghirardello, invece la possibilità, 10 secondi, De Oro. Grande sassata e grande parata di Silva. 5, 4, 3, 2, 1. Finisce il primo tempo, Breganze 3, Ginevra 2, ci vediamo appunto per la cronaca della seconda parte della gara. Sotto gli archi della Basilica Palladiana potrete trovare i gioielli di Civico 22, scelti tra universi creativi, di cui il nostro paese può andare fiero e i nostri clienti orgogliosi.
Siamo su Facebook, Civico22 Gioielli, Arte e Design, dove gli amici crescono giorno dopo giorno. Ho iniziato questa attività qualche anno fa, già buon conoscitore della cucina ligure e l'ho portata avanti. Conoscitore perché mangiavi o perché cucinavi? Perché mangiavo e cucinavo. E qui a Vicenza cosa proporrai? Proporrò delle belle specialità di pesce, pesce un po' particolare e anche qualche menù di carne buona. Perché si chiama Quinta Luna questo locale? È perché è considerata la luna perfetta, la quinta luna. Perciò abbiamo dato questo nome qua, abbiamo scelto questo perché pensiamo che sia il locale perfetto. Perché un vicentino dovrebbe venire qui a mangiare quello che tu prepari? Perché qua mangia e trova un piatto espresso, fresco e genuino. Ma ligure o vicentino? Entrambi, liguri, vicentini e mediterranei. Formazioni in campo per questo secondo tempo. Braganze che sta conducendo per 3-2 sul Ginevra in virtù dei gol segnati nella prima frazione di gioco, gol segnati da Cacau, il primo, poi Stefano Del Santo e la rete poi del 3-0 e poi le due successive reti dei giocatori del Ginevra che appunto hanno portato a questo parziale di 3-2. Marozzini insiste con la formazione che ha finito il primo tempo, tre giovani provenienti dal vivaio rossonero, Filippo Compagno, Ghirardello, Stefano Del Santo e Gaston De Oro. Nello starting five iniziale, oltre logicamente a Juan Oviedo. De Oro, Stefano Del Santo, pallina ora in questo momento errata dai giocatori breganzesi, poi passaggio di Ghirardello a Compagno che non la gestisce bene. Coelho. Intanto abbiamo qua con noi l'olimpionico Tommaso Leoni, scambiamo due parole con lui finché appunto facciamo questa prima parte di secondo tempo. Allora Tommaso, intanto un piacere averti qui a Braganza, nel tuo paese. È stata una notevole accoglienza che ti ha riservato il pubblico. Due impressioni tue personali di ritorno da questa splendida esperienza olimpionica, mentre c'è una grande parata del portiere svizzero. Due impressioni diciamo personali su che cos'è vivere di fatto un'Olimpiade, cosa che non capita logicamente molto spesso. Sì, prima di tutto volevo ringraziare il Comune di Braganze, il Lochi che mi ha fatto questa fantastica sorpresa, questa festa, e l'esperienza è stata una fantastica esperienza, non riesco a descriverla. Comunque non tutti gli atleti possono permettersi questo grande traguardo e quindi ho cercato di vivermela al meglio in maniera positiva e con il sorriso. A prescindere dal risultato sono comunque contento per quello
che ho raggiunto, e diciamo che è stata un'incoronazione di tutti i miei sacrifici, di tutti i sacrifici che i miei genitori e tutte le persone che mi sono state vicine hanno fatto in tutto questo periodo di carriera. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti ci sarà 20 giorni, saremo in Svizzera, a Vaisona, che sarà una Coppa del Mondo, e poi per finire l'ultima Coppa del Mondo che sarà in Spagna, alla Molina. E di questa serata, di questo Occhio Braganza, a cui tu sei logicamente legato, visto che tuo zio, come abbiamo visto prima, è straconosciuto a Braganza per aver portato i rossoneri alla conquista del primo storico scudetto e alla conquista delle prime 2 coppe, quindi è un'icona dell'hockey rossonero. Cosa ci dici? Sì, mio zio diciamo che è un mio grande tifoso, e io sono comunque orgoglioso di lui per quello che ha fatto nel passato. E quindi quello che posso dire e fare è dare un grande bocca al lupo alla squadra del Braganza Hockey, e spero che comincino a vincere tanto nel futuro. Abbiamo avuto anche qua Tommaso Leoni, lo ringraziamo vivamente, è stato un onore stasera averlo qua tra noi, lo invitiamo logicamente a rimanere qua con noi e a seguire il resto della partita, sperando che appunto poi il tutto si possa concludere con l'accesso storico per la prima volta dei rossoneri alle Final Four di Coppa CERS, per poter festeggiare logicamente al meglio poi tutto assieme fra appunto lui che rappresenta un'icona oramai dello sport breganzese, presumo l'unico olimpionico breganzese, e la formazione rossonera. Intanto il Ginevra pareggia 3-3, e quindi partita che torna in pareggio, contropiede, 21 minuti ancora da giocare, quarto del secondo tempo, il Ginevra impatta sul 3-3. Oviedo un po' arrabbiato, ci sembra. Ghirardello prova la conclusione da distante che non riesce. Ancora Ginevra, Garcia Mendes, Pedro Alves, Pedro Alves sul retroporta, Garcia Mendes, rete, e Ginevra va davanti, 4-3, Ginevra passa davanti, e per la prima volta in questa partita il Braganza è sotto. C'è ancora logicamente un margine rassicurante, ma questa è la dimostrazione che non si può mai abbassare la guardia in partite di questo tipo. 1 minuto, 2 reti del Ginevra, e il Braganza da un 3-2 iniziale del secondo tempo si trova ora sotto per 4-3. Grandissima parata con il casco di Silva su iniziativa di De Oro. Grande occasione anche per il Ginevra su iniziativa di Garcia Mendes. Cacau in velocità, De Oro. Tiro di Ghirardello, para ancora Silva. Silva protagonista questa serie, in una serie di interventi, con il casco soprattutto. Ghirardello, De Oro. Cacau recupera Pedro Alves, gioca per Garcia Mendes, Brentini recupera Ghirardello, parte contropiede rossonero, occasione, ma Ghirardello non concretizza l'assist, pericolo, Coegno, grande parata di Oviedo, Garcia Mendes ancora, Coegno, Pedro Alves, Garcia Mendes, pericolo, pallina deviata, la butta nel mucchio furbescamente Garcia Mendes. Adesso si mandano un po' quel paese i rossoneri, invita alla calma mister Marozzi. È evidente che ogni calo di tensione può essere pagato caro in una gara del genere, ma giustamente tiro intanto di Del Santo deviato da Cacau,
se la trova sul casco senza tanto fare, parata di Oviedo dall'altra parte, senza tanto fare, dicevamo Silva, para Oviedo, riparte Breganze, Dal Santo, e forse c'era un fallo su Dal Santo, l'arbitro non lo rileva, Cacao interviene, Dal Santo, molto bene con la stecca Pedro Alves, contropiede, pericolo, para Oviedo, interviene De Oro, Cacao, interviene però Brendini, ancora Cacao, e grande occasione sulla stecca di Ghirardello, la pallina finisce fuori dall'altra parte, Brendini con calma, Garcia Mendes, Coegno, ancora Coegno, cambio intanto anche nelle fila del Ginevra, Coegno, Garcia Mendes, anzi Pedro Alves, Dal Santo, Cacao, Dal Santo, e cincischiano i rossoneri, recupera Ghirardello, Dal Santo, se ne vanno i primi 8 minuti di questo secondo tempo. De Oro, Mattia Cocco intanto, Dal Santo, Cocco ancora, Cacao, Cocco sul retroporta, tiene pallina, la scarica su Gaston De Oro, Dal Santo, cerca Cacao e lo trova, Cacao tiene la pallina, se ne va sul retroporta, cerca la conclusione che finisce fuori alla destra del portiere, recupera Coegno su De Oro ed esce con la pallina dalla propria difesa. Garcia Mendes, pilastro della difesa giallorossa, Pedro Alves, Coegno, Pedro Alves, formazione svizzera che logicamente gioca senza alcun peso mentale, quindi sta facendo una ottima partita, diremo. Bene Garcia Mendes, pericolo, pallina sporcata, tira ancora, para ancora Oviedo, recupera Dal Santo, però la gioca malissimo, anche perché contrastato, ne ha sentito proprio il fiuto da Pedro Alves, che furbescamente gli ha sbattuto la stecca nelle vicinanze dei pattini e Dal Santo l'ha mandata via onde evitare pericoli, pallina che però è stata quindi recuperata dalla difesa ginevrina. Rientra Despond e prende il posto di Pedro Alves, che evidentemente aveva bisogno di rifiatare. Coegno, Garcia Mendes, si gira molto bene, cerca di ingannare Oviedo che però non si fa sedere. De Oro, e grande occasione, è stato sfortunato in questo caso perché un giocatore svizzero saltando ha intercettato la pallina con il pattino involontariamente, l'ha deviata quel tanto che bastava fuori dallo specchio della sua porta. Despond, Garcia Mendes, Coegno porta pallina, rete, 5-3 per il Ginevra, e la partita a questo punto può riservare anche spiacevoli sorprese. Ragazzi, ancora in vantaggio di 4 gol nel computo dei gol, però a questo punto bisogna giocarla tutta fino in fondo senza andare a pensare al vantaggio che c'è. Ammutolito il pubblico rossonero in questo momento. De Oro, Dal Santo, siamo alla metà quasi alla metà del secondo tempo. De Oro, tiro, pallina rimpallata, rimane in campo.
recupera Cocco, grande parata ancora del portiere svizzero, sta parando tutto nelle conclusioni da distante. De Oro cerca Cacao e non lo trova. Despont, pallina che si alza, pericolo, De Oro recupera e riparte velocissimo Del Santo per Cacao che la tiene sul retroporta. Cocco, De Oro, Cacao, Cocco, Del Santo, Cocco, Cacao, passivo di 3-0 in questo secondo tempo a favore del Ginevra. Cocco recupera, De Oro, rete di De Oro, 5-4, salutata con un'ovazione del pubblico. 5-4, iniziativa di Tonci De Oro. E Breganze si porta, riduce lo svantaggio, 5-4 Ginevra in questo momento, 12:53 alla fine della partita. Per il Breganze ha segnato Gaston. Time out in questo momento dalla formazione svizzera. Coelho, Coelho ancora, contrastato da Mattia Ghirardello. Ancora Coelho, ancora Ghirardello. Breganze ancora fermo a 0 falli di squadra, 5 secondi fiscati intanto a Coelho. Del Santo, Cacao, Cacao sul retroporta, cerca Del Santo, non lo trova. Breganze che è impegnato su due fronti, uno primario per la qualificazione, 2 quello di mantenere l'imbattibilità di un campo che finora ha visto solo il Forte portare via un punto dal Catino rossonero, sia in ambito italiano sia in ambito europeo. Tiro di Del Santo alto, l'arbitro dovrebbe fischiare e lo fa. Rimessa per il Ginevra, 11:34 alla fine. Coelho, Despont, Simons, pericolo, Despont, interviene Del Santo, contropiede, Cocco, si chiudono le maglie ginevrine, Ghirardello, Del Santo, ancora Ghirardello, Cocco, rete, 5-5, Mattia Cocco impatta, autentico siluro, 5-5, Eurogol di Mattia Cocco. Pareggio dei rossoneri. Coelho, Del Santo, ancora davanti,
Brentini scarica su Garcia Mendes, anzi Pedro Alves, scusate, rientrato in questo momento in pista. Coelho, tiro rimpallato, si alza, non fischia giustamente l'arbitro. Pedro Alves, Brentini, Despon, pericolo, tiro sballato fortunatamente di Brentini. Girardello, passaggio sbagliato di Girardello a Cocco, recuperano gli svizzeri. Despon a pressare alto Cacao, non esce con la pallina, chiede il tempo, l'arbitro non lo fischia. Coelho, Pedro Alves, Dal Santo a contrastarlo, Pedro Alves su retroporta. Ancora Pedro Alves, contrastato ora da Mattia Cocco, scarica sull'altro portoghese Coelho, Despon, Coelho ancora, Pedro Alves, tiro da distante, la pallina viene deviata, non c'è pericolo fortunatamente. Despon su retroporta, contrastato da Dal Santo, continua Brentini, recupera bene Dal Santo, sbaglia però l'appoggio per Cacao, riparte Coelho sul lato sinistro, si accentra, contrastato da Dal Santo che interviene, recupera Cacao e molto bravo Silva che con la stecca la toglie letteralmente dalla disponibilità di Girardello, che doveva, a quel punto poteva solo insaccare. Girardello, Cocco, recupera, forse c'è un fallo di Pedro Alves, l'arbitro non lo rileva, contropiede, 3 contro 3, intercetta però De Oro, intercetta Girardello, la dà a Cocco, ancora Girardello, intercetta uno svizzero ma Girardello la recupera. Bene, bene su De Oro, grande parata di Silva, grande numero di Girardello che l'ha fatta filtrare, ancora bene De Oro. Fallo fischiato ora per un fallo di pattino a De Oro. 8:22 alla fine, 5-5 qui a Breganze. Coelho. Pedro Alves su retroporta. Pedro Alves, De Oro, Oviedo con la stecca allontana la pallina. Coelho, Despon, si gira bene Despon, però Oviedo è attento. Cacao, De Oro, Cacao ancora la tiene De Oro ora in questo momento. Mattia Cocco, Cacao, De Oro, perde male la pallina, ora la recupera Pedro Alves. Coelho contrastato da Cacao. Fallo per i rossoneri. Cocco, De Oro, Brentini, Coelho, contropiede svizzero. Pericolo a lato la conclusione di Brentini. Girardello, De Oro, tiro, bara con il gambale, Silva. Coelho, contrastato alto dei rossoneri, ancora Cacao, l'arbitro fischia in questo momento. Ottima dimostrazione in questo momento dei rossoneri di una buona condizione fisica.
Mister Marozin sta cercando di dare spazio anche a coloro che hanno giocato poco. Sergio Silva stasera non ha mai calcato la pista di gioco. Sergio Silva, che è stata la colonna di questo Breganzi in questa parte di campionato giocato finora, è indubbio, e allora giustamente il mister l'ha fatto riposare. Pedro Alves, contrastato da Mattia Cocco. Scarica su Coelho. Brentini, ancora Pedro Alves, contrastato prima da De Oro, poi da Cacao. Scarica su Despond, bene Despond. Coelho, bravo Coelho. Cacao contropiede, para bene Silva. Pedro Alves, grande facilità di patinata. Despond, Coelho, formazione questa svizzera sicuramente che non è l'ultima arrivata, sicuramente il grande vantaggio che il Breganze ha accumulato in trasferta con una grande prestazione ha agevolato i rossoneri questa sera, ma ricordiamo che questo Ginevra ha calcato più volte i parquet dell'Eurolega negli ultimi anni. De Oro, Cacao, occasione per Cacao. Cocco, De Oro, scarica per Ghirardello. Forse c'era un fallo su Cocco, non rilevato dall'arbitro. Coelho, 2 contro 2, Pedro Alves, però gli svizzeri sbagliano, interviene Mattia Ghirardello. De Oro, Cacao, Ghirardello, para ancora. Pallina sul retro della porta, dall'illusione del gol, ma abbiamo visto chiaramente anche dalla nostra postazione che la pallina è finita fuori. Time out per il Ginevra, 4 minuti e 30 secondi alla fine, e 4 minuti e 30 secondi che dividono il Breganze da questa storica qualificazione alla Final Four di Coppa CERS, sfiorata già l'anno scorso ma fermatasi contro un Bassano realisticamente più forte l'anno scorso, che appunto ha inflitto 2 sconfitte per 3-1 all'andata e per 2-1 al ritorno ai rossoneri di Mister Marozin nei quarti di finale di Coppa CERS dell'anno scorso. ...270 secondi alla fine di questa partita. Cinque a 5. Cacao. Despond. Sul retroporta, partita molto ordinata di questo giocatore, numero 7 Despond. Garcia Mendes, forse c'era un fallo questa volta di Despond, si è lamentato Oviedo. Pedro Alves, parata di Oviedo, l'arbitro ha detto ho visto, però Oviedo era di fatto impedito di intervenire da questo intervento. Tiro di De Oro, Cacao, Despond, Cacao lamenta un pattino, l'arbitro non è dello stesso parere. Garcia Mendes, lato destro della pista, scarica su Pedro Alves. Brentini, Despond,
Pedro Alves, Cocco, recupera bene Brentini, superiorità, recuperano i rossoneri, Despon, Pedro Alves, retroporta, cerca un giochino ma sbaglia e ci sarà molto probabilmente il fischio per i 5 secondi. Riescono ad uscire anche gli svizzeri, ma logicamente con imprecisione i rossoneri possono recuperare la pallina. Cocco prova un'accompagnata, para bene Silva. 2:26 alla fine di questa partita. Cocco prova a penetrare con un gioco di stecca nell'area ginevrina, non ci riesce. Despond, Pedro Alves, ancora Despond, ultimi 2 minuti di gioco. Brentini, forse c'era un fallo di Cocco al centro dell'area su Despon, anzi sicuramente c'era. Pedro Alves, bene Cacao, contropiede, troppo sotto al portiere, e si sono praticamente fermati da soli i 2 rossoneri. Garcia Mendes la fa girare, Pedro Alves, la tiene Pedro Alves, pericolo, Brentini, occasione per il Ginevra, punizione ora, primo fallo di squadra, la gara accortissima dei rossoneri, hanno fatto il primo fallo di squadra a 1 minuto e 11 secondi dalla fine della stessa gara. D'altro canto anche gli svizzeri non è che abbiano granché fatto tanti falli di squadra, a 3 lo score dei falli di squadra degli svizzeri. Brentini, Pedro Alves, Ginevra che ormai il discorso di qualificazione se n'è andato, prova ad essere la prima squadra ad espugnare questo parquet. Garcia Mendes, bel gioco, Ginevra caparbio, Brentini, Garcia Mendes, pericolo, Cacao sbatte sul proprio portiere Oviedo, ma è velocissimo a ripartire, prova a metterla per Del Santo e forse c'è un rigore, l'arbitro fischia un fallo di simulazione, incredibile. Comunque va bene così, 21 secondi alla fine. Pedro Alves, bravo Brentini, fallo fischiato a Brentini, 10 secondi, 9, 8, 5, 4, punizione, è finita, 4 secondi. 2, 1 e Breganze vola in Final Four di Coppa CERS, storico traguardo raggiunto con questo pareggio in casa 5-5 contro il Ginevra. Un applauso anche alla formazione ginevrina. Noi vi ringraziamo tutti per aver seguito la nostra telecronaca.
la voce per Occhi e Breganze di Roberto Tessaro, e Breganze che approda a questa Final Four storica per la prima volta, dove aspetta appunto di vedere chi incontrerà fra il Vicchio e l'Igualada in base ai risultati di questa sera. Un saluto a voi tutti, alla prossima. Se sei vittima di un caso di mala sanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con Obiettivo Risarcimento puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a 0 anticipi e 0 rischi. Obiettivo Risarcimento. Alziamo la voce. Salve, sono Paolo Polazzo, titolare del Polazzo Grandi Impianti. La nostra azienda è da 50 anni nella nostra provincia e opera sia a Vicenza che a Padova. Siamo specialisti nelle forniture per ristoranti e comunità, abbiamo una progettazione interna sia in 2D che 3D e il nostro punto di forza è l'assistenza tecnica e la formazione di nuove leve con le nostre scuole cucina. Primo outlet a Vicenza di stoviglie e accessori per la cucina, parlo di piatti, bicchieri, stoviglie, dove siamo all'avanguardia sia per la qualità del prodotto che per il prezzo. Vi aspettiamo nel nostro showroom in Viale Crispi 87, dove vi illustreremo con calma tutti i nostri progetti e le nostre proposte per fine anno e l'inizio dell'anno prossimo. Grazie. L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Sul canale digitale 193 di Sport Television, 4 ore quotidiane di sport, spettacoli, politica, economia e ovviamente informazioni. 4 ore tutte sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Thiene e provincia. Tutte col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più, sul canale 193.